premessa, anzi due. La prima è che, pur apprezzando per come merita la relazione di Luciano Carta, per il poco che ha detto e per il di più che dirà nei volumi che saranno presentati domani o in una sintesi di questa cosa di oggi, vorrei dire che ognuno cerca di vendere la sua merce, ed è per questo che, anziché di triennio rivoluzionario sardo, parlerei di periodo rivoluzionario sardo, un periodo di quasi 20 anni, 18 per l'esattezza, che va dai primi sommovimenti del 1794 alla congiura di Palabanda del 1812, che non è solo una periodizzazione esterna, riguarda anche l'interno, perché nella congiura di Palabanda ritroviamo non soltanto persone coinvolte nei moti del periodo rivoluzionario, ma troviamo ancora una volta il nome di Palabanda, che è la località nella quale aveva sede uno dei 3 o 4 club giacobini, dei quali era stata denunciata l'esistenza in un sonetto non disinteressato, forse neanche molto obiettivo e veritiero, che conteneva un'accusa fatta dai reazionari sassaresi ai democratici, progressisti, innovatori, patrioti, come li vogliamo chiamare, cagliaritani. L'altra premessa è che il tempo non consente di rievocare i fatti che portarono alla cosiddetta rinuncia all'autonomia statuale del Regnum Sardinia e alla fondazione, poi con lo statuto concesso nei primi del 1848, del primo nucleo del futuro Stato nazionale unitario. Si è venuta formando su questi fatti, sulla formazione delle commissioni che andarono a Genova e così via, tutta una letteratura nella quale io troverei un elemento discriminante, una displuviale, nel lavoro di Paola Maria Arcari, pubblicato in un volume sul 48, curato da Ettore Rotta e con l'introduzione di Giovanni Spadolini. Relazione nella quale si espongono i fatti del 48 con una visione non localista e neanche direi solo nazionale, ma europea. Continuo il riferimento agli avvenimenti della rivoluzione francese. Da questo punto di vista è utile ricordare un altro lavoro molto importante di Alessandro Levi, Sardi del Risorgimento, da me ripreso poi nel volume sui problemi della Sardegna da Cavour De Pretis. Alessandro Levi, che è uno dei professori continentali che, venuti in Sardegna come vincitori di concorso, hanno lasciato una traccia sensibile, importante del loro passaggio. Gioele Solari, che ha spiegato ai sardi l'importanza della figura di Giovanni Battista Tuveri, e ritengo che anche in questa occasione, come in altre che potranno presentarsi, si potrebbe esprimere anche sostanzialmente, se non formalmente, un voto per la ripresa della pubblicazione dell'opera omnia di Giovanni Battista Tuveri, pubblicazione interrotta dopo un 4º volume per ragioni che non mi interessano e per ragioni che comunque potrebbero essere superate con una legge regionale ad hoc che chiudesse tutti i verbi con l'editorio, eccetera, eccetera. Tornando ora al 47 e 48, non si può non apprezzare l'espressione del già citato Italo Biotti, il quale parla di rinuncia all'autonomia perduta. Quando si parla di autonomia si esprime un concetto abbastanza equivoco, perché non dobbiamo pensare che i sardi fossero veramente autonomi. L'autonomia era quella del Regnum Sardinia, che non dipendeva da un altro regno, dipendeva da un re nominato tale per volontà internazionale, eccetera, eccetera. Fine del Regnum Sardinia, che è da considerarsi un atto rivoluzionario, in quanto non aveva nessun valore legale. Il viceré si era preoccupato di dire ai rappresentanti degli stamenti che loro non andavano a Genova come rappresentanti degli stamenti, ci andavano come privati cittadini. Quindi sono dei privati cittadini questi, come i rappresentanti dei comuni, di Sassari, eccetera, eccetera, che prendono un'iniziativa che non avevano nessuna veste per prendere.
atto quindi rivoluzionario. Atto che nella sostanza Carlo Alberto voleva anticipare addirittura nel 1843, quando dopo l'abolizione del feudalesimo, abolizione per riscatto, pensava di estendere alla Sardegna gli ordinamenti interni degli stati sabaudi di terraferma, cosa che poi non fece, pensando giustamente, e i fatti gli avrebbero dato ragione, che i sardi non sarebbero stati in grado di sopportare i carichi fiscali che i nuovi ordinamenti imponevano a quelli che ancora si chiamavano sudditi, non ancora cittadini. Gli elementi sui quali vorrei richiamare molto rapidamente l'attenzione degli ascoltatori sono alcuni che si ricollegano a quello che io ho chiamato il periodo rivoluzionario, che in fondo cessa nel 1812, poi la seconda ondata si ha nel 1847, la differenza di 35 anni, quindi chi nel 1812 aveva 20, 25, 30 anni nel 1847 ne aveva 55, 60, 65, quindi non doveva essere completamente partito e conservare il ricordo di quegli avvenimenti. Ricordo non disgiunto da un certo rancore verso l'antico regime, il quale aveva perso il consenso, semmai lo aveva avuto, e semmai questo consenso aveva importanza da parte dei sudditi. Certo che di questo periodo non ci sono testimonianze, non ci sono neanche, per quanto mi risulta, documenti più puntuali, non ci sono processi politici contro i Carbonari, la tesi della presenza rivoluzionaria nel Monte di Alghero 1821 non è generalmente condivisa, anzi direi che generalmente non è condivisa, e tuttavia qualche testimonianza c'è, a cominciare da quella del canonico Salvatore Frasso, che aveva partecipato a questi moti e che è stato uno dei critici più acerbi della storia moderna di Giuseppe Manno, accusato apertamente da Frasso di aver falsato gli avvenimenti. Come tutti sanno, una svolta politico-culturale, non soltanto in Sardegna ma tutta Italia, fu rappresentata non tanto da Mazzini, il cui pensiero venne condiviso da poche teste calde che venivano rapidamente eliminate, costrette all'esilio, quanto da Gioberti. E questo disegno, diciamo, di unificazione nazionale, di unificazione politica nazionale, cominciò a prendere corpo con l'elezione al pontificato di Pio IX. Si badi però unificazione in senso confederale, nel senso che gli stati esistenti dovevano continuare a vivere in una confederazione che sarebbe stata presieduta da Pio IX, dal Papa, come più autorevole, eccetera, eccetera. Come si spiega allora che da questa rinuncia all'autonomia si è venuto fuori poi uno Stato accentrato? Qual è il secondo regno di Sardegna, da non confondere col Regnum Sardinia? Si chiamava Sardegna, si chiamavano Sardegna tutti i domini del Sabaudi. In realtà ho visto, ora non ricordo, una carta geografica nella quale sul Piemonte c'era scritto Sardegna continentale. Ma questo è un uso così di origine diplomatica, Sua Maestà Sarda, quindi eccetera eccetera. Come mai allora da questa esigenza è venuto fuori uno Stato accentrato e fortemente accentrato, quale è stato il Regno d'Italia nell'ordinamento interno che è stato stabilito tra il 1860 e il 1865? L'orientamento non era questo. Quando si parlava di un regno dell'Alta Italia, al massimo di un regno dell'Alta Italia, ricordo che Cavour nel 1858 considerava l'unità d'Italia una corbelleria, si pensava anche di istituire le regioni. E per questo, a questo riguardo conviene rinviare al grosso lavoro in 3 volumi di Adriana Petracchi, non per nulla allieva di Gianfranco Miglio, recentemente scomparso, riforma che prevedeva l'istituzione delle regioni. Ora, fino a quando di questo Stato avessero dovuto far parte solo regioni più o meno omogenee, pensiamo al nord della linea gotica, la cosa poteva ancora andare.
Ma quando il processo unitario ebbe quello sviluppo rapidissimo per tanti aspetti imprevisto che in effetti ebbe, parlare di decentramento, sia pure solo amministrativo, era un po' pericoloso, nel senso che di quelli che entrarono a far parte del Regno d'Italia, proclamato nel 1861, non tutti erano favorevoli. C'erano gli austriacanti, c'erano i clericali, c'erano i nostalgici dei duchi e del Granduca. Quindi necessità di stabilire un ordinamento accentrato nel quale le eventuali esuberanze della periferia venissero controllate e trattenute, raffreddate da un funzionario del governo centrale, che era il prefetto, esperto già prima della inflazione dei prefetti giuliziani nella manipolazione del consenso e nel far pendere la bilancia elettorale dalla parte del governo, dei partiti di governo e delle personalità, dei notabili che sostenevano il governo. Tutto ciò è stato scritto ed è stato detto, anche se i lettori di libri non sono molti. In questo paese, diceva la buonanima, di santi, di navigatori, ora in internet e di poeti magari elementari. Giova piuttosto, e qui mi sembra di andare un po' controcorrente, ma non è la prima volta, mettere in guardia contro l'illusione che una più spinta autonomia o di federalismo possano di per sé provocare radicali cambiamenti in meglio, naturalmente. L'autonomia, ce lo dice ormai l'esperienza, può avere anche una valenza conservatrice, e da questo punto di vista mi mettono in allarme questo maggiore decentramento a livello comunale e provinciale soprattutto. Pensiamo che quando ai tempi della consulta regionale si parlava di abolizione della provincia, discorso che si faceva in tutta Italia, ci fu chi sostenne che in Sardegna la provincia poteva essere conservata proprio perché c'era uno statuto speciale. In realtà allora province ce n'erano 3, ora ce ne sono 4, minacciano di diventare 8, poi magari 16 o magari 32, quando dando all'autonomia un significato deteriore, secondo me, quello di cercare di stare un po' meglio in un certo ordine di cose, laddove l'autonomia dovrebbe essere un fattore di sviluppo, di incremento, di apertura di nuovi orizzonti, cosa che non si direbbe sulla base dell'esperienza di questi 50 anni. Grazie. Molto grazie.